Salvatore, siamo sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare a Salvatore. Salvatore che vuole fare un video messaggio d'amore alla fidanzata. Ciao Salvatore. Ciao, mi chiamo Salvatore. Quanti anni c'hai? 27, sono di Mazzara del Vallo. E vuoi fare praticamente un video messaggio d'amore per la tua fidanzata? Alla mia fidanzata. Ascoltami Salvatore, com'è che ti sei conosciuto con la tua fidanzata? Praticamente è stato un giorno che io camminavo col motore e ho incontrato una mia amica e mi sono fermato e c'era insieme alla mia amica e c'era un'altra ragazza e poi ci siamo conosciuti, che mi ha presentato la mia amica. L'amore è nato subito oppure dopo un po' di tempo? Non è nato subito perché non posso dire una bugia, è nato un po' più tardi. Però è scattato quel flash. È scattato, sì. C'è avuto un po' di tempo, però è scattato. Perché le cose subito alle volte non scattano subito. Piano piano poi è divenuto amore. Certo. Va bene, ora a distanza di quanto tempo? 1 anno e 6 mesi. 1 anno e 6 mesi che praticamente tu stai insieme sì, con che la siamo tua insieme. Sì, posso dire che in questo 1 anno e 6 mesi mi trovo veramente bene con lei. Complimenti. Vabbè, questa sera Strano Amore Siciliano ti dà la possibilità di fare un video messaggio d'amore per la tua fidanzata. Come si chiama la tua fidanzata? Giussi. E quanti anni c'ha? 24. Ok, lì c'è la telecamera. Appena te lo dico io, tu farai il tuo video messaggio d'amore che sarebbe tutto quello che senti per lei, devi dire per via televisiva, ok? Mi chiamo Salvatore, questo posso dire. Ciao, mi chiamo... Devi dire tutto quello che ti senti, quello che ti dice il cuore, ok Salvatore? Va bene, vai. Ciao a tutti, io mi chiamo Salvatore e sono di Mazzara del Vallo. 1 anno e mezzo fa ho conosciuto la mia futura ragazza e avevo 1 anno e mezzo che siamo assieme. È scattato subito l'amore e ora dopo 1 anno e mezzo posso dire che sono veramente soddisfatto, andiamo d'accordo e come si dice, speriamo che in futuro vada tutto bene, che non si sa mai nella vita, comunque speriamo bene. Va bene Salvatore, però questo era un videomessaggio rivolto ai telespettatori, Certo. Tu devi fare il videomessaggio rivolto alla tua fidanzata, giusto? Gli devi dire quanto l'ami e quello che senti per lei, come se la tua fidanzata fosse di fronte a te, ok? Non per i telespettatori, per la tua fidanzata. Vai Salvatore. Ciao Curo, da quando ti conosco mi sono innamorato di te, sei una brava ragazza e spero che continuiamo a stare insieme. La cosa che vorrei dire è che senza di te non saprei come fare, che sei veramente una cara ragazza, tu con me ti comporti veramente troppo bene e stiamo veramente bene assieme. Speriamo in futuro continuare perché uno alla volta non si sa mai, comunque io spero sempre di stare sempre con te, ti amo tanto, sei la donna della mia vita. Bravo Salvatore, molto toccante, questo sì che era un video messaggio d'amore, complimenti. Ok? Bene amici, abbiamo sentito il video messaggio d'amore di Salvatore che ha fatto per la fidanzata. Ciao da Alberto, ciao anche da Salvatore. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!